Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo, operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky, specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Telefono 33 7 59 22 14. Oroscopo mensile, agosto 2019. Tutte le previsioni astrologiche segno dopo segno. Il mese di agosto annuncia tante novità per tutti i segni zodiacali. Momenti di nervosismo potrebbero caratterizzare l'inizio del mese per i segni d'acqua. Determinante sarà la gelosia, che potrebbe spingere ad avere atteggiamenti pesanti contro i propri cari. Anche per il lavoro è un periodo burrascoso, molti si sentiranno sotto pressione a causa della stanchezza, tuttavia dovranno concentrarsi per mostrare quanto valgono. Ottimo mese per i segni di fuoco, aumenta la voglia di mettersi in gioco e di vivere l'amore in tutte le sue sfaccettature. Bisognerà dare spazio alla passione, che con la complicità delle stelle favorirà l'intesa nelle storie d'amore. Il lavoro riserva grandi prospettive e i nati del segno saranno piuttosto comunicativi. Periodo perfetto per i segni d'aria, che potranno concretizzare le loro aspirazioni e con il loro fascino potranno fare anche incontri intriganti. I single potranno vivere flirt molto interessanti, ma potranno anche divertirsi senza impegnarsi. I segni di terra vivranno sbalzi d'umore che li porterà ad essere deconcentrati. Qualche incomprensione in amore potrà avere ripercussioni anche sul lavoro. Ecco l'oroscopo agosto 2019 segno per segno. Ariete. Amore, le emozioni saranno altalenanti in questo mese, che tuttavia comincerà bene per l'amore, soprattutto per le coppie. Se ci saranno discussioni su vacanze o progetti basterà ammorbidire i toni per ritrovare l'armonia. La tendenza ad essere combattivi non vi abbandona e sarà molto utile per scuotere le incertezze e affrontare a muso duro ogni problema. Comunque sia, tra Marte che accenderà l'attrazione e Venere che lascerà il campo libero vi troverete in situazioni a dir poco bollenti. I single saranno dominati dall'intraprendenza e avranno tanta voglia di uscire dal guscio per esplorare il mondo. Ci sono tutte le premesse giuste per fare nuovi incontri e conoscenze interessanti. Lavoro, in questo mese i nati del segno tenderanno ad essere impulsivi e questo atteggiamento potrebbe far naufragare alcuni progetti in corso. Bisogna avere molta pazienza e dominare la grinta, che potrebbe tradursi in un atteggiamento a volte quasi aggressivo verso chi vi circonda. Non male la prima parte del mese, ci saranno spostamenti e viaggi di lavoro, ma anche buone occasioni per fare crescere le vostre finanze. Sfruttate ogni opportunità per chiarirvi le idee e capire quali sono i traguardi che desiderate raggiungere davvero. Toro. Amore, per buona parte del mese potranno esserci circostanze che non riuscirete a vivere serenamente. Tuttavia, se tra voi e il partner c'è amore vero, questo periodo rafforzerà la vostra unione anche se gli imprevisti saranno tanti e difficili da affrontare. La maggior parte saranno generati da motivi esterni, legati alla famiglia o a circostanze oggettive. Sarà comunque difficile stare alla larga dalla gelosia e dall'impulsività. Per i single torna con prepotenza la voglia di innamorarsi e di trovare la persona giusta. Le situazioni che incontrerete sulla vostra strada potrebbero però svegliare esigenze diverse. Lavoro, non vi aspetta un periodo del tutto tranquillo e la sfera lavorativa sarà disturbata da problemi esterni. La fase di stress che state attraversando avrà il suo picco nella metà del mese, poi sfumerà verso la fine fino a scomparire. Anche se stanchi, dovrete fare buon viso a cattivo gioco e mostrare un sorriso e tanta calma in presenza dei colleghi. E ve la caverete anche bene, tanto che nessuno sospetterà la tensione che state attraversando. Per gestire meglio questa situazione trovate il modo di coltivare al meglio il vostro tempo libero. Gemelli. Amore, periodo perfetto per concretizzare le vostre aspirazioni, perché ci metterete fascino e intraprendenza. Nel mese di agosto ci saranno circostanze favorevoli per dare vita a situazioni parecchio intriganti. Chi è in coppia potrà risolvere ogni dubbio e colmare ogni insoddisfazione, e chi ha una unione in crisi troverà il modo per farla funzionare meglio, oppure potrà girare pagina. A volte infatti non ha senso insistere in qualcosa che ormai non significa più nulla per voi. Bellissima estate per i single, che potranno vivere flirt molto interessanti, ma potranno anche divertirsi senza impegnarsi. Lavoro, saranno tante le idee e i buoni progetti che affolleranno la vostra mente in questo mese di agosto. In qualsiasi settore lavorerete darete il 100%, mostrando tanto entusiasmo e buona volontà. Vi sentirete carichi e avrete voglia di sfruttare tutte le circostanze per ottenere il meglio. Ottime possibilità pure per concludere affari importanti. Tuttavia non sperperate i vostri soldi solo per le vacanze ma siate parsimoniosi e conservate qualcosa per i periodi di magra.
il consiglio delle stelle è di acquistare solo ciò che serve davvero ed evitare gli eccessi. Cancro. Amore, nonostante un po' nervosismo in sottofondo, il mese di agosto si profila più disteso sui sentimenti e nei nati del segno sarà evidente la voglia di vivere emozioni più lineari. Anche le coppie che non avranno risolto qualche piccola incomprensione avranno voglia di rilassarsi e di lasciarsi andare all'amore con maggiore semplicità. Trionferanno coloro che riusciranno a capire quando l'amore è profondo e sincero. Buone prospettive anche per i single, ogni nuova conoscenza potrebbe lasciare qualcosa che altri non hanno lasciato. Se si presenterà un nuovo amore, potrete aprire le porte del cuore e buttarvi a capofitto in una nuova esperienza. Lavoro, già da inizio mese ci saranno discrete opportunità sul lavoro, che incoraggeranno anche i più dubbiosi. A metà mese, invece, dovrete muovervi con cautela, perché potranno nascere tensioni che offuscheranno la vostra lucidità di giudizio. Probabilmente si tratterà di problemi non legati alla professione, tuttavia dovete stare alla larga dalle prese di posizione troppo nette. Potreste infatti correre il rischio di fare un bel passo falso. Tenete duro ancora un po' e godetevi qualche giorno di vacanza, vi servirà per schiarirvi le idee. Prossimamente sarete più concentrati e potrete avere il giusto equilibrio per fare qualche progetto più azzardato. Leone. Amore, ottimo mese per l'Eros, aumenta la voglia di mettersi in gioco e di vivere l'estate al meglio delle possibilità. Se avete problemi legati alla famiglia o all'abitazione metteteli da parte e dedicate il vostro tempo a questioni più leggere. Nel rapporto dovrete dare spazio alla passione, che con la complicità delle stelle favorirà l'intesa nelle storie d'amore. Concentratevi di più sulle occasioni per flirtare con il partner piuttosto che su quelle per discutere di cose futili. Periodo perfetto per i single, il mese è ottimo per fare conquiste e il cielo vi offre tutta la grinta e il fascino necessari per catturare anche solo con lo sguardo. Lavoro, il mese di agosto si presenta per il leone con grandi prospettive per il lavoro. I nati del segno mostreranno una grande capacità di impegno, una buona comunicativa e tanta volontà. Fate attenzione solo a inizio mese, quando sarete abbastanza irritabili e non ci penserete due volte a rispondere per le rime anche solo per delle sciocchezze. Andrà meglio a fine mese, quando potrete rilassarvi e riflettere sui progetti futuri. Sarete alla ricerca di nuove strategie per ottenere migliori guadagni e chissà che non imbocchiate la strada giusta per trovarle. Vergine. Amore, non sarà tanto male il mese di agosto, nonostante ci saranno continue oscillazioni di umore e concentrazione, dovute probabilmente al bisogno di riposare e di godervi le vacanze. Ci sarà tanta voglia di dolcezza, di coccole e di manifestazioni d'affetto, ma i nati del segno tuttavia saranno un po' passivi e preferiranno attendere che quello che cercano arrivi da solo. Nelle coppie già in crisi questo atteggiamento potrebbe creare ulteriori incomprensioni, quindi meglio essere diretti. Per i single questo mese potrebbe non essere tra i più adatti da dedicare alla conquista, la mancanza di intraprendenza rischia di lasciare molti al palo. Lavoro, sul lavoro darete come sempre il massimo, anche se il mese di agosto sarebbe quello ideale da dedicare alle vacanze e al relax. Tuttavia, non vi farete mancare nulla e tra un impegno e l'altro riuscirete a ritagliarvi i vostri spazi. Non perderete il controllo su nessuno dei vostri impegni e riuscirete a incastrare i momenti di libertà con quelli lavorativi. Se invece siete in cerca di un lavoro, affilate le unghie per non perdere le migliori occasioni che vi si presenteranno. Anche se all'inizio si tratterà di cose di poco conto, potrebbero esserci sviluppi importanti in futuro. Bilancia. Amore, in questo mese di agosto i nati nel segno della bilancia saranno intraprendenti e sensuali, doti che li faranno spiccare sia che sono in coppia o che sono single. La partenza del mese sarà molto piacevole e l'intesa sarà alle stelle, tanto che molti decideranno di fare il grande passo. Il dialogo aperto permetterà di chiarire ogni questione con il partner e di risolverla al meglio. Grandi aspettative per i single, tuttavia il cielo suggerisce di essere più cauti quando si tratterà di decifrare le emozioni. Potreste scambiare una semplice cotta per amore vero. Lavoro, anche sul lavoro potranno esserci molte aspettative, ma ci sarà da faticare molto per raggiungere i traguardi desiderati. Se qualcuno vi ha promesso qualcosa è venuto il tempo di riscuotere, e potrebbero esserci delle belle sorprese per chi ha lavorato bene. In questo periodo le spese potrebbero essere più del previsto, ma d'altronde in estate ci scappa anche qualche divertimento e quindi va bene così. Recupererete in futuro, quando le vostre condizioni finanziarie miglioreranno e potrete permettervi anche di più. Scorpione.
Amore, incomprensioni e momenti di nervosismo potrebbero caratterizzare l'inizio del mese di agosto. A fare andare su dei giri sarà soprattutto la gelosia, che potrebbe spingere molti del segno verso atteggiamenti un po' offensivi perfino verso la persona del cuore. Se invece tra le coppie ci sono degli attriti legati al quotidiano si risolveranno con un breve litigio, poi farete la pace. Un mese movimentato aspetta invece i cuori solitari, che difficilmente proveranno sentimenti tiepidi. Passerete serate bollenti e farete molte conquiste, ma chissà se qualcuna conquisterà anche il vostro cuore. Lavoro, periodo un po' burrascoso per il lavoro, forse vi sentirete sotto pressione a causa del bisogno di relax, oppure siete in attesa di qualcosa di più gratificante. Qualunque sia il problema, dovrete cercare di mostrare quanto valete e non dovete distrarvi, altrimenti rischierete di perdere tutto. Concentratevi quindi sul lavoro e sulle mansioni che vi hanno affidato per far vedere che siete capaci di fare questo e molto altro. Evitate di commettere errori e ogni cosa andrà bene, almeno potrete dire di avercela messa tutta e di non aver sprecato le occasioni che vi sono passate sotto il naso. Sagittario. Amore, agosto inizierà con buoni auspici per l'amore, ma nel corso della seconda metà del mese qualcosa potrebbe cambiare se non prendete le dovute precauzioni. Venere vi darà tempo fino alla metà del mese per tenere sotto controllo le vostre emozioni, prima che possano cambiare. Le coppie in crisi non risolveranno di certo i loro problemi con un sorriso e faranno meglio ad allargare i propri orizzonti. I single parteciperanno con entusiasmo agli eventi estivi, e avranno tanta voglia di mettersi in mostra. L'obiettivo è socializzare, ma nulla vieta di vivere piccanti avventure. Lavoro, il mese di agosto potrebbe rivelarsi molto vantaggioso e vi aprirà la strada ad una fase molto appagante. Il cielo vi vedrà protagonisti in molti ambiti e le scelte che farete saranno azzeccate. Imprevisti a parte, che comunque non mancheranno, non perderete mai la fiducia e farete bene, perché saranno tante le situazioni fortunate in cui vi troverete e che potrete sfruttare a vostro vantaggio. Tuttavia, ci saranno persone che potranno essere invidiosi del rapporto che avete creato con i vostri superiori, ma presto si renderanno conto che il vostro modo di fare è davvero un buon esempio. Capricorno. Amore, agosto sarà un mese fortunato in amore per i nati del segno. L'oroscopo annuncia infatti buone notizie per il settore sentimentale e anche chi ha vissuto momenti di difficoltà nei mesi scorsi ora possono essere definitivamente dimenticati perché ha ritrovato la forza per superarle. Non mancheranno per qualcuno delle giornate di malinconia, soprattutto attorno alla metà del mese, ma anche queste passeranno lasciando il posto alla serenità ritrovata. Colpi di fulmine in arrivo per i single, per molti potrebbe esserci un'attrazione fatale, di quelle che lasciano senza fiato e tolgono il respiro. Lavoro, in arrivo tante novità e cambiamenti in questo mese di agosto. Il cielo incoraggia nuove prospettive, ma forse sarà meglio fermarsi un attimo prima di impegnarsi in nuovi progetti. Occorre infatti riflettere sugli obiettivi raggiunti e su quelli che vorreste ancora realizzare, proprio per avere ben chiara la strada da intraprendere. È quindi un buon periodo per mettere a punto l'agenda di appuntamenti per il futuro, per studiare altre strategie su progetti nuovi di zecca. Soldi e finanze sono a posto, anche se qualcosa in più di certo non guasterebbe. Acquario. Amore, in amore agosto sarà il momento del confronto per l'Acquario. Non pensate però che sarà per forza di cose una fase negativa, sicuramente sarà impegnativa, ma servirà ai partner per conoscersi meglio e imparare a mettere a nudo la vera identità. I battibecchi non mancheranno e potranno mettere uno contro l'altro, ma se l'amore è forte tutto sarà superato. Amori in arrivo per i single, qualcuno anche abbastanza impegnativo, difficile da portare avanti. Le stelle invitano alla prudenza, e raccomanda di riflettere prima di esporre il cuore ad una scottatura che potrebbe lasciare segni profondi. Lavoro, nella professione questo mese dovrete avere il massimo della concentrazione e anche una minima distrazione potrebbe mettervi in cattiva luce. Per questo motivo dovrete sforzarvi di dare il meglio di voi stessi e verificare sempre il vostro operato. Occhio anche ai rapporti con i colleghi, che potrebbero comportare equivoci insormontabili e creare incomprensioni. Siate prudenti anche se dovete firmare qualcosa, controlla e ricontrollate tutto con attenzione. Se volete vederci chiaro affidate il compito ad un esperto che vi consigli per il meglio. Pesci. Amore, agosto è un mese ideale per portare avanti un progetto di coppia, ma soprattutto per approfondire la conoscenza reciproca, se avete appena incontrato il vostro partner. Se invece quello avete solo il desiderio di ritrovare certe emozioni, allora approfittate della bella stagione per organizzare qualcosa di speciale. Accendete la fantasia sotto la luce delle stelle e tutto apparirà sotto una vera magia.
I single potranno innamorarsi perdutamente e sognare di vivere la vita che hanno sempre desiderato. Bisognerà essere audaci, però, altrimenti la persona appena conosciuta non capirà mai le vostre intenzioni. Lavoro, da tempo lavoro e denaro viaggiano a braccetto e anche in questo mese di agosto il cielo vi offrirà il pieno supporto, permettendovi di procedere nei progetti intrapresi con successo. Arriveranno anche tante gratificazioni, che vi faranno capire ancora meglio come muovervi per realizzare i vostri scopi. Non dovete lamentarvi però se avete poco tempo libero da dedicare allo svago. Per il momento quello che vi serve è una buona dose di spirito propositivo, essenziale per farvi realizzare i vostri sogni. Tuttavia, agosto sarà anche tempo di ferie e non mancherà qualche momento di pausa dal solito tran tran.